Anche la Presidente della Provincia di Venezia, Francesca Zaccariotta, ha visitato la Fiera dell'Alto Adriatico. In questo territorio abbiamo lavorato sulle potenzialità, ha detto la leader della provincia veneziana, dalla ricettività alla formazione fino al sostegno delle aziende agricole e agrituristiche. Siamo riusciti a firmare il protocollo per il Convention Bureau e stiamo per la promozione di Venice Green Card, che offre tante iniziative gratuite o scontate. Questi risultati sono la dimostrazione che 35 milioni di turisti non si improvvisano. E rimaniamo sempre in ambito provinciale, perché la provincia di Venezia sposa delle idee interessanti. Sentiamo quali da Giorgio Andreuzza, assessore provinciale al turismo di Venezia, sempre in fiera. Giorgio Andreuzza, assessore al turismo della provincia di Venezia. Ci troviamo ospiti dello stand della provincia di Venezia nella fiera di Caorle che si chiude il 7 di marzo. Signor Andreuzza, parliamo di un turismo che non sembra conoscere crisi, si teme molto per il calo degli italiani. Lei cosa risponde agli operatori? Ma io credo che la crisi ci sia, però abbiamo un'imprenditoria e le istituzioni molto attente ad anticipare tutti questi fenomeni e per cui accogliere, diciamo, tutte quelle attenzioni che oggi sono fondamentali per il turismo. Fortunatamente il turismo non vive di beni immateriali forti, ma si tratta anche di promuovere bellezze e per cui si lavora anche sull'immateriale. Per cui da un lato una forte capacità appunto del settore, dell'imprenditoria di intervenire nei loro servizi e nella qualità dell'ospitalità, però d'altro canto anche noi stiamo lavorando molto su una promozione per esempio di club di prodotti e di offerte che sono anche complementari a quella che è l'offerta, diciamo, tradizionale del mare, per cui una costa che ritengo che sia molto forte. Abbiamo quest'anno raggiunto un record, 35 milioni di presenze, sicuramente dovuto anche a un'annata scorsa con una stagione bella e lunga. Io credo che se si ripeterà un'ottima stagione dal punto di vista climatico si possono creare anche le condizioni per riconquistare i nostri turisti. Assessore Andreuzza, nello stand della fiera di Caorle e Jesolo, perché comunque è la fiera dell'Alto Adriatico, abbiamo notato lo stemma della provincia regionale di Ragusa. È in corso un gemellaggio per caso tra Venezia e Ragusa? Stiamo facendo un interessantissimo progetto europeo che coinvolge più paesi, più partner dalla Grecia, ma i partner nazionali sono appunto la provincia di Venezia e di Ragusa. E noi qui parleremo proprio di certificazioni per la possibilità di dare un valore aggiunto alla qualità dei servizi e del settore. Il tema centrale sarà la sostenibilità, che è la chiave di lavoro anche che stiamo attuando in questi ultimi anni, perché riteniamo proprio che una delle qualità che riesce a mantenere accattivante il turismo è proprio far vedere che abbiamo cura dell'ambiente e che utilizziamo sistemi sostenibili in tutti i settori. Questo per noi è particolarmente importante perché il nostro target di riferimento sono i popoli del nord, per cui hanno già una cultura molto sensibile, forse più della nostra, per cui questo gemellaggio tra due partner nazionali serve veramente a far vedere che tutto il paese può lavorare su questo sistema.